mai stato un ricercatore, non ho mai ricercato nulla, se non i ricercatori veri. E allora ho appreso, ho trovato quello che i ricercatori avevano trovato. Vi ricordate Picasso quando gli dissero: maestro, che cosa sta cercando? Diceva: io non cerco, trovo. No? Ecco, io non arrivo a questo punto di arroganza intellettuale di Picasso, ma insomma io ho trovato, ho seguito un certo filone, perché una cosa di cui mi lodo è che di aver avuto una fortuna così, no? Come si diceva a Gesti, vi ricordate i tempi dei calcini Fiat, no? Ecco. E la fortuna è quella perché l'astuzia è quella di informarsi bene, alle fonti potabili, a quelle buone. Il difetto di molti è quello di informarsi presso chi sa poco o sa male, anche a alti livelli, anche all'università, nei tribunali. Ci sono dei presunti esperti che in realtà sono poco esperti e dal loro giudizio dipende anche l'avvenire e una definizione stessa di verità. È uscito un libro bellissimo che parla di una scienza, chiamiamola così, la medicina, e dice che un medico, per essere veramente informato ed aggiornato, dovrebbe leggere e imparare tutti i libri di letteratura medica, non letteratura in senso letterario, le poesie, la letteratura, gli articoli, no? Che nelle famose riviste Lancet, eccetera. Ecco, quelli di un livello considerato decente, perché solo per essere informato a quel momento delle ultime scoperte delle ricerche ci vogliono 18 anni. Ora voi ditemi, un medico, ma anche un avvocato, perfino un costituzionalista, che la Costituzione tutto sommato ha pochi articoli, per essere veramente attendibile è pazzesco, è impossibile, no? Perché 18 anni, poi mentre lui legge questi 18 anni ci mette a salvare altri 2 anni, nel frattempo i 18 sono diventati 47. Ecco. E quindi io ho sempre diffidato, ciò nonostante mi sono basato sui cosiddetti accademici, cioè coloro che si sono dedicati alla classificazione delle lingue romanzi. Quindi nella mia storia Hull è entrato in un secondo momento e in maniera molto laterale, obliqua, intralice, come si dice a Firenze, cosa di cui mi dispiace, lo considero una certa mancanza, di cui chiedo venia, ecco. Quel poco che sono riuscito a capire mi ha reso Hull abbastanza simpatico. Primo perché pur avendo un pedigree indubitabile dal punto di vista scientifico accademico, anche se io ho parecchi dubbi, perché i nuovi medici o i nuovi grottologi vengono laureati dagli antichi medici e dagli antichi grottologi che non hanno studiato per 18 anni, ma per quelli bravi per 10, diciamo, e quindi bisogna tenere sempre questo sospetto di fondo, ecco. E ciò nonostante l'ho trovato molto simpatico perché aveva un'ideologia generale della formazione delle lingue romanze particolarmente interessante e eccitante e probabilmente fondamentalmente giusta, anche se è tracciata in maniera piuttosto larga, no? Però io ci ho trovato anche una certa mancanza di attenzione a tempo e spazio, cioè affermazioni anche di Hull valide rispetto a un determinato argomento o oggetto di studio per un certo periodo di tempo cambiano in un periodo successivo e non possono, cosa che Hull stesso sa, però delle volte ha confuso poi di quello che mi piace perché è un operativo, perché lui ha aiutato alla codificazione, alla koiné politica da usarsi di Timor Est. Lui il Tetum ha contribuito in larga parte a fare la koiné Tetum, che è la lingua valida in cui si svolge la lingua di tutti i giorni a tutti i livelli, anche a quelli cosiddetti alti, che i dialetti non dovrebbero presidiare, però con questo, quindi dica una persona in gamba. Poi ha addirittura tentato, per quel poco che ne so, perché io sono anni non ho notizie su Hull, addirittura di
di fare un testo in questa lingua che lui chiama padanese unificata e che è il Vangelo di San Marco, dove il divertente è che e qui nasce la discrepanza in Hall fra i vari piani temporali, cioè lui ha preso un consonantismo conservativo del padanese, presumendo che le vocali finali diverse da siano cadute pressoché tutte e dappertutto e siano state ripristinate per il flusso massimamente dell'italiano, il che non è vero, perché ci sono documentazioni letterarie in cui sono mantenute in un primo periodo e sono cadute in un secondo, quindi ci sono questi due aspetti contraddittori ma anche contemporanei, come è la vita, come succede dappertutto, c'è la contraddizione in atto, no? Cioè, noi viviamo la contraddizione. E lo stesso questo vocalismo evoluto alla milanese, che è quello che non ha più le consonanti finali. Sentono proprio il programma questo più comodo. Se volete boscio, come si dice, sentite è meglio, dietro, Sì, è meglio. È meglio questo, ecco. Certo. Grazie. Sì, poi usa una sorta di morfosintassi di tipo friulano. Ora, dal mio punto di vista, il Friuli cioè io non sono d'accordo con Hall, cioè sono d'accordo come origine, come nascita quascelta di questo che lui ha chiamato padanese. 800-900 d.C. Lì si può... Anche prima. Però a un certo momento per me ci sono state delle divaricazioni, soprattutto politiche, le quali hanno prodotto anche divaricazioni linguistiche indubitabili, perché la gente ha cominciato a parlare latino, altrimenti non si spiegherebbe, no? Io parlavo etrusco, se Dio vuole, anche se c'è un gruppo di indipendentisti toscani che sostengono che il toscano sia un dialetto germanico per colpa di questi atroci longobardi, no? Che hanno i longobardi dappertutto, no? A Livorno credono di essere longobardi, no? Mamma mia. Allora io ho dimostrato che e loro cercano i cognomi, è ovvio che molti cognomi toscani sono germanici, longobardi, franchi, goti, ma questo è ovvio. Dico, io in America ho fatto una mostra a Filadelfia, l'assessore alla cultura del comune di Filadelfia da allora si chiamava MacLeod, meraviglioso nome di clan scozzese, no? Io aspettavo uno biondo, con gli occhi verdi, le cosce rosa, il kilt, e viene un negro. Perché? Perché i padroni davano il loro nome agli schiavi nelle piantagioni. Lo stesso in Toscana, presumo che gli Etruschi, che i Longobardi davano il nome. Ma insomma, a parte queste cose divertenti che mi fanno anche incazzare, perché nel partito che ho appena fondato mi trovo questi pseudo-germanofili che mi danno un po' noia, ma questi sono fatti miei, vorrei tornare a bomba. E dunque io credo che il periodo in cui nasce tutto è l'alto medioevo, no? Grosso modo, secolo più, secolo meno. C'è un professore di storia medievale, Giuseppe Serici, all'Università di Torino, il quale ha scritto una cosa molto bella, cioè in questo periodo si formano nell'Europa che conta delle aggregazioni di tipo politico-istituzionali su base dinastica, che sono il regno dei francesi, il regno e invece delle aree linguistiche profondamente omogenee che niente hanno a che fare con queste aggregazioni politico-istituzionali. Ecco, il dramma nostro nasce di qui, si protrae nel tempo, si modifica, ma questa mancata coincidenza fa sì che generalmente gli stati cosiddetti nazionali derivano dalle aggregazioni politico-istituzionali dinastiche, mentre quelli che si considerano minoranze, oppure le nazioni attualmente senza Stato, Scozia, Catalogna, eccetera, oppure ancora meglio le nazioni recenti, giovani, invece dipendono da una correzione della storia, per cui queste formazioni che chiamiamo etnolinguistiche riescono a costituire il loro Stato nazionale e si aggregano di diritto alle altre. Se voi pensate
Pensiamo solo all'Unione Europea. Quante lingue hanno più o meno 100 anni soltanto? È un numero esagerato. Il romeno, l'albanese, il catalano ancora, purtroppo lo Stato catalano non c'è, ma per cui la situazione mi sembra sia politica. Ora, per me è indubbio che anche, ora parlo molto velocemente perché so che siete abbastanza stanchi, e io riesco a stancare ancora di più, grazie a Dio, questo privilegio. Siccome sono maligno ne lo uso questo privilegio. E allora che succede che la situazione è molto confusa perché ognuno fa riferimento alle proprie letture, alle proprie indagini, alle proprie elucubrazioni, talvolta alle proprie fantasie, per cui essere sicuri è un po' difficile, anche perché si abusa del termine di scienza. Tutte queste cazzo di scienze tipo la sociologia, la psicologia non sono scienze affatto. L'unica scienza è la matematica, perché crea da sola i propri assiomi, ma anche quella, dico, secondo il Carnap la fisica si può avvicinare alla matematica, ma non coincide. E poi se si ritorna anche alla matematica ci sono problemi ancora insoluti. Vi ricordate l'attacco di Gottlob Frege, il grande matematico, sulla definizione del numero 1, che non c'era verso? Tutta la matematica si basava su questa definizione e appariva impossibile. Poi fu Russell che riuscì con la teoria dei cicli ad arrivare. Ora, io credo non sia ancora risolto il teorema di Gödel, grande matematico, quello del principio della indecidibilità, per cui alcuni assiomi matematici sono indecidibili. Per cui crollerebbe tutto, anche se la matematica è l'ultima corretta, coerente, perché c'è una serie di deduzioni logiche perfette perché sono stabilite da essa stessa, no? Quindi non devono essere verificate sulla realtà più o meno presunta. Ecco, pensando questo della scienza, figuratevi cosa posso pensare io alla mia età, con la mia esperienza, con la mia scarsa intelligenza della sociologia, della psicologia e perfino della linguistica. Poi ci sono dei costumi, no? Per capire le cose che vanno sotto, avete sentito, c'è l'esprit de géométrie e c'è l'esprit de finesse. L'esprit de finesse è quella rara, quell'olfatto, quel naso per cui un certo numero di persone capiscono determinate cose, le collegano insieme e con un minimo sforzo riescono a fare determinate cose. L'esprit de géométrie è invece proprio l'applicazione rigorosa di principi, eccetera, per cui si arriva a dare una descrizione, una definizione pressoché perfetta. Insomma, io ho fatto l'organizzatore di mostre d'arte nella mia vita, più che altro. Ecco, mi ricordo c'era un Federico Zeli, che era un critico d'arte, un collezionista, che era di una bravura stupenda. Lui vedeva tutto, scopriva il bello, vedeva un tovagliolino di bar dove c'era un disegnino e diceva questo è Picasso, faccio per dire. O se no vedeva in un magazzino una tela o una tavola del 200 e diceva questo è il maestro degli aranci. È una persona, e lui usava proprio questo esprit di finesse, mentre altri facevano l'esprit di geometrie, ricerche, controricerche, comparazioni, definizioni, anche loro si avvicinavano spesso, però è una strada più lunga. Ecco. Per tornare a noi, parlando delle lingue, dei dialetti e di ciò che sottintendono come comunità umane, che io, per la mia ideologia, chiamo nazioni, io sono un nazionalista, credo nell'esistenza delle nazioni, un'esistenza non abbastanza critica, abbastanza divertita in fondo, però uso questo termine talmente sputtanato che oggi nazione lo dice più nessuno, tutti dicono paese, no? Anche sulla Costituzione, non so, pochissime volte è scritto nazione, poi tutti dicono il paese, perfino la Lega Nord, che dovrebbe credere, non dico nella nazione
padana perché sarebbe troppo intelligente, ma perlomeno nel paese padano, se voi sentite il mio omonimo diminutivo Salvini, parla quando dice il paese in Italia. Quindi c'è una coincidenza completa, quindi è un fallimento veramente della Padania, in realtà... La nazione di Firenze, come giornale. Ecco, il giornale, ma allora perlomeno era nazione italiana, era 2 anni prima delle cosiddette unità d'Italia, quindi avevano... Ecco, però, e allora dico, l'importante è con esprit de finesse, visto che l'esprit de geometrie è difficile applicarlo, cercando di basarsi sulle persone che si ritengono più intelligenti e che hanno buon nome, io ho cercato di costruire e di stabilire che a un certo momento da questa probabile unità chiamata padanese sono nate altre realtà prodotte dalla storia, prodotte da dinastie anche, perché il Regno di Francia con l'editto di Villers-Cotterêts promuove il franciano come lingua solito, i Borbone in Spagna col decreto della Nueva Planta fanno del castigliano, non dello spagnolo, perché la Costituzione spagnola all'articolo 3 dice la lingua ufficiale del Regno di Spagna è il castigliano, le altre lingue spagnole saranno co-ufficiali nelle comunità autonome di pertinenza, per cui catalano, basco e gallego sono lingue spagnole al pari del secondo linguaggio costituzionale, per carità, mia di per sé, sono convenzioni i linguaggi, per cui dico è divertente la cosa, no? Anche se da noi ci dice insegno lo spagnolo in 4 ore e mezzo con appena 45 dollari, no? Ci sono 45 euro, ci sono queste cose, però in realtà e allora io vedo questa, perché bisogna cercare una dimensione che sia ragionevole, efficace e possibile. Ora io la padanesia, ora scherzo, non torno indietro dall'aggettivo, ritorno al sostantivo moltiplicandolo, a questo momento a me è impossibile, non ha senso, le diversificazioni sono tali, mentre la Padania ha senso e le ragioni storiche fanno sì che possa avere senso il Friuli, la Ladinia dolomitica e la Ladinia grigione, diciamo, basandomi sul fatto che per queste 3 nazioni ladine, a parte la differenza di Stato, una in Svizzera, 2 sono in Italia, ma in 2 regioni diverse, regioni tra l'altro entrambe autonome, addirittura è stata fatta la Coinè, per cui c'è il Romanci Grisciun nei grigioni, che vale sia per i Romanci e per i ladini engadinesi, diciamo. C'è il ladino dolomitano che ha fatto, e c'è un friulano esistente, con una Coinè friulana fatta, sponsorizzata dalla regione, non di grande successo, ma quel certo successo lo mantiene perché la regione concede finanziamenti a tutte le manifestazioni culturali che si svolgono nella Coinè, quindi dico sono state abili, no? Intelligenti, e quindi una certa vita, magari sarà a livello degli irlandesi in Irlanda e non certo del neoebraico in Israele, però esiste. E il resto per me è la Padania. Ma ci sono anche altre ragioni che per me importanti, cioè il mantenimento della S nei plurali e in alcune forme verbali, che anche se c'è stato nel padano, attualmente non c'è più o c'è in qualche luogo come forma residuale. E questo è un argomento che per me taglia la testa al toro. L'altra cosa, la mancata palatizzazione del nesso iniziale consonante più L del latino. Per cui loro dicono blanc quando vanno a bere, no? Io sono un po' ubriachi, friulani, prendono il taiut e le dicono blanc, neri, blanc, quindi il fatto non dicono bianco o bianc, ma blanca ancora significa qualche cosa. E io ho finito il mio discorso, le ragioni sono queste. Parallelamente io non ammetto, non tollero una distinzione, cioè il dramma
dell'Italia è che quando è diventata unita, nella bramosia di distruggere il ricordo degli stati esistenti, si è inventata la storia delle regioni e ha fatto delle entità artificiali, artificiose e insensate, l'ha chiamate regioni. Queste regioni, per tutta una serie di ragioni, le ragioni delle regioni, le regioni sono tutte regioni straniere, perché a parte la Toscana, la Sicilia e la Sardegna, che grazie a Dio si sa perché, cioè Sicilia e Sardegna è facile, è difficile la Sardegna comprende il Genova, va bene? O Pisa, mentre la Toscana per il culo terribile che abbiamo avuto, per i nostri stati ancestrali, prima la Marca di Tuscia e poi il Granducato di Toscana, che grazie a Dio nemmeno gli italiani sono riusciti a mascherare, ma tutti gli altri sono poche cose. E allora questo dramma delle regioni ha fatto sì che delle parlate prevalenti all'interno di queste regioni siano, si dice, il piemontese. Che cazzo è il Piemonte? Quando nasce il Piemonte? Il termine Piemonte non esiste dal punto di vista istituzionale. Quando ci fu quella separazione, c'è il cosiddetto Pedemontium, una parte di Savoia, che è naturalmente diverso, ma una entità istituzionale, giuridica e giurisdizionale chiamata Piemonte non c'è mai stata. Piemonte è semplicemente un paese che è ai piedi dei monti e siccome, come sapete, in Piemonte non ci sono le prealpi, ma dalle Alpi si passa direttamente più o meno alla pianura, con qualche gruppo collinare, a differenza della Lombardia, del Veneto, eccetera, è chiaro che il termine Piemonte è più radicato nel versante cisalpino che non in quello transalpino, dove le Alpi continuano maestose oltre il Delfinato, diciamo, no? E allora io quando sento dire piemontese, ora io sono sposato con una piemontese, no? Che tra l'altro amo teneramente, però dopo 50 anni di matrimonio qualche motivetto di attrito c'è stato e devo confessarlo, ecco. E allora io quando vado a Torino là c'è i maniaci della famiglia piemontesa, del Cabal de Bruns, i quali hanno una coinè dell'800 del solo torinese, hanno spacciato una micro coinè chiamata piemontese che vorrebbero far valere in tutti gli ambiti del Piemonte. Ora il Piemonte è composito, signore, a parte dico, ora la Val d'Aosta dopo la guerra è andata per conto suo, ma se pensiamo al Piemonte c'è tutta la parte occitana che non è piemontese, ci sono altre zone, c'è la parte lombarda, che la Val d'Ossola è lombarda, la Novara è lombarda, quindi che Piemonte pretenda, la regione Piemonte, no, che assume questa coinè squallida che è torinese, che poi dico, non so dire, il canavese che è importante, io quando ci vado dico, quando cantiamo dicono canton e non cantuma come dicono a Torino, eppure nel piemontese obbligatorio riconosciuto dalla regione è cantuma. Cantuma si dice anche nella Lomellina, per esempio, che è Lombardia pura. Ecco, per cui dice, ci sono tutte queste cose. E allora per me parlare di piemontese, emiliano, romagnolo, lombardo, eccetera, sono errori. Il nome è uno, è Lombardia, la lingua è lombarda. Purtroppo quello che era, c'è nel glossario di Reichenau, che era un convento tedesco in Germania, insomma, attorno agli anni 1000 fanno un glossario, e c'è la parola Italia, che non si sapeva più cosa voleva dire, dice modo antico di designare la Longobardia. Gallia, modo antico di designare la Francia. Cioè i franchi hanno dato il nome a questa nazione neolatina, non sono più galli, anche se c'erano altri popoli germanici importanti, i Burgundi, i Visigoti di Tolosa prima di essere mandati in Spagna. Ecco, quindi è lo stesso, dico, il nome dell'Italia settentrionale, cioè è Longobardia. D'altra parte, quando sono venuti
nel 572 i Longobardi in Italia, il loro regno continua a chiamarsi Regnum Langobardorum, trasferito dalla Pannonia all'Italia. Quando Carlo Magno lo conquistò nel 776, continuò a chiamarsi Regnum Langobardorum. L'Italia ci se ne era dimenticato tutti dell'esistenza anteriore del nome Italia. Ecco, e soltanto nell'888, alla morte di Carlo il Grosso, quando fu incoronato Berengario, venne ufficialmente per la prima volta detto Regnum Italiae, cioè fu recuperato per via storica il termine, l'antico termine usato dai Romani e non si tornò a essere italiani, altrimenti. Quindi il termine Lombardia per l'attuale Padania sarebbe. Ora, siccome ci sono questi personaggi incredibili, per mio odiosi, dei Veneti, che rifiutano anche il termine Padania per non essere confusi con i dominatori lombardi e con i colonizzatori milanesi, già Padania non lo figuriamoci a chiamarli Lombardia, cosa succederebbe? Quindi anch'io, che sono un furbacchione sotto, dico, non chiamiamola Lombardia, ma chiamiamola Padania, termine geografico all'inizio, neutro, ma i Veneti non vogliono nemmeno questo. Però questo fatto segnala una grossa difficoltà, cioè all'interno di molte di questi movimenti nazionali, di queste nazioni che si stanno risvegliando, ci sono delle dicotomie terribili. Catalogna è una regione, si chiama Catalogna, ma la Catalogna comprende anche Valencia, le Baleari, il Rossiglione in Francia, Andorra, 4 comarche dell'Aragona, di Bagorsa e compagnia bella. Quindi c'è 2 modi di intendere Catalogna: l'insieme dei paesi di tradizione di lingua catalana, oppure una regione dello spagnolo, della Spagna, e per una regione strana che si è chiamata Catalogna. Lo stesso qua, è un caso se questa serie di province della Lombardia, della Langobardia interna centrale, si chiami Lombardia e hanno dato altri nomi ad altre regioni. E poi finisco, perché il resto si capisce da sé, inutile, ho già dichiarato le mie posizioni: piemontesi, lombardo, liguri, veneto, emiliano e romagnolo sono padani e con le loro differenze eccetera hanno dei criteri simili che li accomunano. Questa è la storia degli americani, vi ricordate la classificazione delle lingue dei pelirossi? C'erano gli splitter e i lamper. Per i lamper le differenze fra un Sioux e un piede nero erano tali che non c'era modo di unificare i loro linguaggi. Per un splitter, perfino i Nadenè, che sono un altro gruppo, cioè i Pueblos, possono essere uniti linguisticamente in un'unità superiore ai Sioux. Quindi il mondo è questo, eccetera, che uno in fondo sceglie secondo il proprio esprit de finesse. E io vorrei essere tanto fine, ecco da avere ragioni. Torniamo un attimo, e poi ho finito perché vi ho seccato anche troppo. E quindi c'è questo tra Valencia e Barcellona, cioè l'unità, la possibilità di affermazione della nazione catalana è negata all'esterno dallo Stato spagnolo. Madrid non ammette il referendum per l'autodeterminazione. Qua la Padania, ipotetica, ridicola, priva di coscienza nazionale, che io tutto sommato, pur essendo uno straniero rispetto a un padano, io ho simpatia per i padani, li voglio bene, no? Li vorrei capissero davvero che cosa sono. Invece tra un monte di rincoglioniti. Questo mi succede anche con i miei, con i toscani, perché il nostro partito, fondato la settimana scorsa, non brilla per numero di iscritti, per carità. Siamo tutti dei poveri e disgraziati, degli sfortunati, eccetera. Ecco, e quindi c'è Veneti contro pseudo-lombardi. Piemontesi, grazie a Dio, in questo momento stanno tutti, ma quanto hanno rotto le palle i piemontesi, perché vogliono essere piemontesi, la nazione piemontesa, non ve ne ricordate? La loro bandiera, no? Rovesciata, non più la croce rossa in campo bianco, simbolo dei liberi, ma quella imperiale. La croce bianca in senso rosso, surrettiziamente presa dai Savoia, insomma non perdiamo tempo in queste cose. Quindi grosso modo io ho cercato di chiarire in maniera estemporanea
e chiedo scusa se non sono stato esauriente o esaustivo come oggi si dice. L'ultima cosa che vorrei dire, per tornare prima dico solo perché amo Hall, anche se credo che abbia confuso un periodo storico con un altro, sostenga cose ormai insostenibili perché plurali con l'esse in Padania non ci sono più. Ha ragione, ecco, io ho intitolato questo libro La lingua del mi, perché io sono sempre stato stupito che da Borgo Manero a Senigallia, da Fano a Trento, tutti anziché dire io dicono cosa? Eppure i testi della letteratura padana dimostrano che io, nel Medioevo inoltrato, si diceva eu. Poi tutto a un tratto, credo alla fine del Settecento o ai primi dell'Ottocento, dove ho le prime documentazioni scritte, letteraria, e questo eu passa a mi. E questo è stupefacente. In tutti gli altri ambiti del territorio neolatino o romanzo non accade. Sì, un nazionalista occitano una volta sostenne che in Alvernia c'è un cantone dove si dice mieu, c'è una via di mezzo fra ieu, che è io in occitano, e mi, insomma, guardate, le mie notizie sono queste, non ho passato 18 anni a leggere tutto quello che è stato scritto sull'argomento. E quindi dico, è abbastanza chiaro che ciò che imputo a Hall è una certa mancanza di chiarezza fra le varie epoche e quindi di sostenere per oggi cose che appartengono al passato non più replicabili. La seconda è un'altra, mentre una cosa che ammiro molto in lui, che non è un linguista da tavolino, ma ripeto, col fatto di Timor Est e poi lui ha diretto la rivista della Società Linguistica di Timor Est, lui il Tetun, che poi io ho letto pezzi di Tetun, che è un mister di portoghese, è divertentissimo, e quindi io lo ammiro molto perché ha operato, no? Ora l'ultima cosa che mi è stata chiesta, che ne penso dell'intercomprensibilità? La mia risposta è radicale: l'intercomprensibilità è una cazzata, non deriva dalle lingue ma dalle persone. Quando uno è idiota non capisce un cazzo. Perdonate se dico le parolacce, le dico non in italiano, in toscano è quasi la stessa cosa. Ecco, io vi faccio un solo esempio. Un genovese, non un genovese, uno di Sanremo. Mia moglie aveva una piantagione di garofani a Sanremo, miseramente fallita, io ci andavo tutti gli anni in vacanza e c'era uno con cui si parlava anche di questi argomenti e diceva, io i Veneti, dice, la Geisa, chiesa in Ligure occidentale, Geisa, no? E Geisa o Geisa dice la chiamano Cesa. Non capisco. Geisa è una cosa, Cesa è un'altra. Cioè. Però sapeva benissimo, quando dicevano church, lo capiva subito. Spiegatemi da cosa dipende questo fatto. Che uno sa Kirche, church o Baselgia, ma non capisce Cisa, Cesa, Gesa, eccetera. Questo vuol dire c'è qualcosa di losco nel suo... No, questa è una storia di antropologia fisica più che culturale. Cioè delle persone che o sono stupide, che è difficile, o sono pigre, o sono totalmente prive di curiosità, per cui sono poco intelligenti. Non riesco. Io pure non mi ritengo molto intelligente. Devo dire che quando questi illustri relatori hanno parlato, lei ha parlato in italiano, ma lui, io ho capito quasi tutto, perché sono parole anche il francese, lo spagnolo, si capiscono, via, dove non si capisce il vocabolo, la parola, nell'interpolazione della frase, no. Quindi ecco, io questa storia, questo cavallo di battaglia dell'intercomprensibilità lo ritengo una cosa distraente, messa ad arte dagli italiani, nel caso dei padani, per impedire loro di raggiungere la coscienza.
Ho finito, grazie. Viva la Padania!